Di moda adesso questa politica renziana di rottamare, invece io non sono d'accordo. La civiltà va costruita con giovani e vecchi assieme. Abbiamo perso forse di vista molti insegnamenti dei vecchi e ce ne stiamo accorgendo adesso, in tutte le cose, perché in effetti manca il nonno in casa, anche perché la famiglia sta cambiando, ha una mutazione, se vogliamo dire, quasi genetica, nel senso che ci si sposa sempre più vecchi, la nostra società è diventata molto più vecchia e ci si sposa anche meno. Ci si sposa anche meno sicuramente, però abbiamo bisogno degli asili nido che in Italia purtroppo questa politica della famiglia non si sa nemmeno dove sia, perché da quello che mi risulta io ho mia sorella che ha 2 bambini piccoli, però deve fare un mutuo per poter mandare il bambino all'asilo nido e fortunatamente mia mamma è ancora giovane, allora abbiamo la possibilità di accudire i bambini di mia sorella. Io per adesso non ho figli, spero di averne presto, però sicuramente è un problema che mi pongo. Allora, facendo, ripeto, un passo indietro, non è tanto l'euro da chiedere ancora ai milanesi che già hanno una pressione fiscale come noi veneti che arriva ormai al 68%, piuttosto direi cerchiamo di utilizzare bene le risorse. C'è un Lombardia... C'è un equivoco, un fraintendimento. Lei ha detto a livello